Quasi certamente lunedì prossimo, 16 maggio, l'indizione dell'Assemblea Unitaria dei Lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala per proclamare lo sciopero contro la decisione della multinazionale svizzera di sospendere il piano di rilancio, venendo così meno agli impegni presi dopo mesi di presidi, incontri e trattative. Smettono di prendere in giro i lavoratori, tutto il sindacato, ma soprattutto anche tutte le istituzioni che ci stanno mettendo del suo da diversi mesi, perché questi qua stanno prendendo in giro tutti e quindi anche il governo italiano. Pesanti le accuse mosse dal portavoce della rappresentanza sindacale dei lavoratori del polo produttivo di alta gamma, con la FIOM CGIL che rilancia e denuncia. Un ragionamento è partire da una base e poi sviluppare eventuali modifiche o crescite. Un altro è sapere che invece l'imprenditore, la proprietà, la multinazionale intende andarsene. Con questa decisione della Ronal, giunta tra l'altro in modo ufficioso, di fatto la situazione degli oltre 700 lavoratori dello stabilimento di Tabina si trova nuovamente di fronte a un bivio. L'hanno accettato, ha fatto la valutazione, stiamo parlando di consulenti che sono al massimo livello mondiale di consulenza, presentano un piano e anche quello non va bene. Allora ci viene il sospetto che la decisione di Ronald sia di chiudere, che non abbia mai fatto passi indietro, non abbia mai cambiato idea. Dopo la visita di pochi giorni fa del ministro Orlando a Tabina per esprimere la propria vicinanza agli operai e contro la delocalizzazione, ora si attende venga fissata in calendario la data di incontro tra vertici aziendali, istituzioni e sindacati tutti. Pertanto noi aspettiamo l'ufficialità che ci sarà alla presenza del Ministero per lo Sviluppo Economico, ma se queste sono le prime, neanche indiscrezioni, notizie che abbiamo avuto, è chiaro che ci aspetta un percorso molto in salita e molto difficile.